Questa vaina è fatta con s'aggiudu della Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei della Regione 22 de su 2018. Bene agattadas e bene agattausu ai gustato più nu de Boga Bogi, su programma in lingua sarda e tra linguas de Sardin, che voli donai bogi a chi nia di decidio de bifi, traballai e frinca in Sardin. Oi seusu in arrolli, una bidigedda prenda de su Sarcidanu, posta vesta de Santu Nicola de Bari, un contessio caponi di appari, devozioni, cannotto e identidadi. In ibiasa de su centro storico, in su primo nucleo abitativo capiga da su nomini proprio de su santu, assisteus ogni anno a un calendario ricco di eventi. Sa processione religiosa accompagnata de su suono dei launeddas, dei cavalleri a quadro e dei strumas de su folk, a fai i spardulas a su crispeso e sa vestimenta de sa sposa. Seguiu de su rito de su sciugario, rappresentato dei feminas de arrolli. Tutto accompagnato con mostras a laboratorios, esposizioni, spettacoli de musica e cosa de qualità a pappai. E usato viais concordadoris, sabrolocco, i bifidoris e chini animada isi stand de brazzas apertas, po comprendi e ita rappresenta da questa festa, poi arrollesus e pochini teni di amantia. Tradizioni che gustas non aguantan tassollas. Duadi sempre callancuna e callincunu, cascioverada da poderai bias. Finzas in custato più raramente sa lingua sarda e si saina che non fai tanti fai e manco. Per contai un'identità che si di poderai a capius, sentito di appartenni e benitori. Tutto si impare a su santo eletto. Probaianas grandu goiadore, lu giran, lu toccan con amore. Dimandan decoro su goiu perfetto, faghen con ispera sas preguntas, cantende sos brebos a manos juntas. Santu Nicola è il meda sentiu a Urroli, che è un santu cogliadore e chi sana da sol males de sa gente. Semus in Surione de Santu Nicola, Surione più antico de Saida. Infatti naranta che sa prima popolazione orrolesa fu tutta in Surione de Santu Nicola. Questa festa è una festa meda antica, che si fa che 2 volte a sanno. Sa festa principale è su 25 di maggio. L'altra festa è su sel de Natale, de su mese Natale. Sa festa de su mese Natale tenete come ente obrera una femmina. Invece sa festa de su 25 maggio o de su mese maggio, così che narrere, tenete come ente obreri un uomine. In su mese Natale si fa che su Vogadone e si fa che sa processione in Surione e salmissa sa po su santo. Invece in su mese maggio è una processione solenne con meda quadrus, meda gruppo folcloristico e meda sentita da tutto Saida, che cala da vinzas a parte bascio de Saida. Abbiamo cercato di immaginare questa festa organizzando prazzas apertas e invitando gente meda a venire a esporre sol manufattus che ognuno de issus tiene come hobbistas, come artigianos, come tessidoris, trebagliatori de sapeddi. Il maestro della scenografia era Giovanni Dozzo.
Ho fatto la prima stampa, a Samini su maestro, dopo che ho fatto bene la prima stampa, ho piegato un breviario di xilografia, ho sfogliato, fino a quando ho recuperato la pagina che è assimilata ai segni che ho fatto io in questa matrice. No, questo è su che è assimilato a tu. E tanto un paio di cui mi ha incoraggiato e fu a partire. Ho fatto la prima, ho fatto la seconda, aveva un mellus, poi la terza e la quarta ancora per un mellus. E tanto di questo bianco e nero da Rona che non mi piaceva, praticamente mi nasce tutta questa passione. Si arrivavo accanto si arrivavo. La xilografia è fatta in una matrice dell'Inna, di Ollasto, ed è uno dei unici, forse unico addirittura, ne incide sull'Ollasto. Allora, esatta l'Inna, funtivamo per un modesi, e sono prepari cosa che è più usata in tutto il mondo, è il bosso. Il bosso è compatto e non è che da simile non ha sull'asto, ma è meda tostato. Quindi per tostato è, e per su segno è di profili. E quindi questa delicatezza appunto che ti gusta, sa capare fatta non in sallina ma in lastra di ferro, di bronzo e così via. Appunto proprio questa linea, ma mi distingue pure da questa diversità dei altri. E in Verona deve essere proprio in ogni senso sardo al 100%, sia come incisori e sia da come dei materiali in arrivo. No? Si lavora da prima di tutto, vende sul disegno in sadaula, con una vina a nido oppure con un pennarello nido. E una volta che hai fatto sul disegno, praticamente lo fai su papiri, onde no, uno che è bravo lo vuoi fare direttamente in sadaula lavoro. Ma per non sbagliare, meglio se lo fai su papiri, poi tramite la carta a carbone lo trasmetti in sadaula. Una volta che l'hai trasmesso in sadaula, si fa questo ramallo che è lungo e fatto da tratteggio, cioè di meda pazienza. Dopo che hai fatto tutto questo traballo, che secondo questa matrice che hai, puoi durare 2 o 3 mesi pure, e devi lavorare tutto al contrario di come tu si immagini. Tanta cosa si inchiostra con il suo rullo, si passa a si inchiostra un pezzo da sallastra, e qua ponendo su papiri a pezzo con una cullera, poi io stampo tutto a mano, questo è importante, non in tipografia. Poi su papiri in pezzo con una cullera, faccio pressione a pezzo di su papiri fino a quando mi esce questa stampa. Una volta che decido quanto copie ne vai, in genere faccio 25 o 30 copie se non essere troppo esagerata la tiratura, annullo questa matrice con le strisce oppure con una X in modo da indicare che ci funti questo numero e basta, non devo stampare in grosso. Santo Nicola tengo a ricordo su dei picciocchetti pittico. Tanto sia da alcuni paesi, non con il suo carro, sia fatto con i paesi e sono andata a sa festa, singoli a Susanto in sa festa e sono andata in più tutto, tanto non 50 bancarella quando vuoi picciocchetti pittico e cambiavo tutto, ma in sa festa già non si intende di entro come è festa di Deus, di Santos, e poi con ti festa tanti poenti, e certo, stremiti può far arrivare sa gente. Sei una persona appassionata di ebras, dei gusti fragus antichi, poi che mi ricordo da quando avevo picciochetto pittico, picauso devo fare sollestinco. Picauso sollestinco, tanto sollestinco fu da sa materia già chi sa natura di onata, poi che o lì sa in vita non c'indiata. E tanto i uomini e i femmine quando fu da ona, andanta a può dire sollestinco,
dopo niente in questo sacco di ballaggio, du callentanta, du stringianta, e di sia da solo, dopo niente in un gradaggio, e ogni mangiano du callentanta e solo un da pillata a pizzus, tanto con una gullera, di odianta quest'ollo, poi taca fu adoro, tanto posso tempo su fu adoro questo, poi taca non c'è altro de ollo, tanto sono stincus usata, fetti può fare i zipulas. Fu da uno frago che in tutto sucinau non tendianta, e tanto sa gente in da proillata. Tanto mi sono documentato, ho studiato, ho puligio e ho pubblicato tutte le caratteristiche che tenia da questo lestinco e tanto mi sono posto a dire sull'estinco. Quando io dire sull'estinco è laborioso, poi non duadi ni tra caffè, quando devo dire e ni nuda, di tu devi dire con in mano, di devi porre un secchio, in anati a un bongio e due spimpirino, come ti narranta prima, due spimpirinai, andi tu dire, andi tu staccare. E tanto una volta che ne da staccare due pullo della savolla e un colla sovrantoio, che poi in sovrantoio hanno fatto questa estrazione come ti va in soliolia. E generalmente due metodi di estrazione del sollo, due è questo a callenti e questo a freddo. Ha cominciato a fare solo 60 anni. Anda bene poi una surra di cose su gruppo, anda bene per serpes, anda bene un bida di un giumeda per su fuoco Sant'Antoni, che anda benissimo, ecco, punti due santos. Uno è sa malattia e uno è sa cura. Avete chiesto, per esempio, dentro questa passione di scolpire aperta, sul marmo in generale. Tengo ganas di avere una scuola, a che mi solito iscrivere per imparare, perché tengo sul laboratorio un gol. E quando avete chiesto, già in terza elementare, devo aver fatto paperino di verde contoni, verde campanilli. No, devono vivere questo lavoro. Questo è già poco passatempo, perché non c'è di smerso, no? È che poca roba. VUPI è un progetto che nasce in Sarcinano, in saida di Arrolli, è saida di babbo mio e su dani di terreno su noi. Ha pubblicato a coro questo terreno, su sappo castiato con amori e ha pubblicato che è oro. Mi sono pensato a un progetto che valorizzi i potenziali della botanica e quindi ho cominciato a contattare i produttori di olio extravergine d'oliva superiore che è stivato da mano su desardo. Mi sono concentrata in Sepra da Santuanni e in Sabruschiadino. In Sollestincu e ho proposto una linea di cosmetici naturali sardo, controllati, in un laboratorio artigianale, ma è necessario per suendi in tutto il mondo, un laboratorio assettico che confermi di tutta questa filiera che tocca rispettare per i suendi. Da quando fu piccolo e quando fu piccioccheddo, la festa di Santo Nicola fu a festa a manna. Poi in questo periodo si canta in questa processione, si usa con i poesi, per si benedice. Ma ricordo che i zii partivano da secca del suo comune prima, della biblioteca, fino a Pizzus. Quindi non è una cosa che è stata inventata a noi, fu prima pure, c'era di Rasettalleri, di Turronis, insomma, di ogni agenia. Ma noi, picciocchetti del Sucinao, in questo periodo, una festa sentia, festa bella, perché possiamo scorrillare noi in tutto il Sucinao. Ma ricordo che è cominciata questa novena di Santo Nicola. Quindi noi andavamo a Piazza Iglesia e prima di San Messa giocavamo sul gioco del Suselazzetto.
Però poi, che succede? Che quando ho cominciato a avvicinare la storia di San Messa, su prete si è giocata, no? Da uso stavo obreri di Santo Nicola e sul 1970, mi pare che avevo in prima media e mi ricordo proprio questo fatto di andando in processione di questa zius, di due rasettalleri, di turroni, qualsiasi giocattolo, che vanta spainavo su tutto saia. Poi, insomma, dopo gli anni 70-75, questa festa è stata un poco abbandonata, si via lasciata questa processione. Questa festa è stata ripresa sul 2004 e ho cominciato prima a si riunire in un gruppo di gente di Suginao, e ho cominciato a rifare questa festa, a fare mostre, a mettere bancarelle, andavo su uomo a cercare gli artigiani, per invitare a esporre, c'è anche il via Cortedo, chi traballa a Saverda, chi ne Lin, insomma, c'è un po' di tutto. Dal 2005-2006 in pratica questa festa è gestita con questo proloco e ho cominciato con questa prima manifestazione di cortes apertas o prazzas apertas, in pratica cominciando da secca di Toruccio Zulis, saperiano tutte le prazzas, accanto a due gente che esponia, gente che voleva cosa, ecco. Ecco, da questi anni in poi questa festa è man mano seguendo avanzare e coinvolgendo meda gente del Saidavur che partecipa, insomma, diciamo, meda turisti da pure in giro che sono interessati a questo tipo di manifestazioni, sotto insomma, qualsiasi aspetto che si meriti di questa cosa pappaia, artigianale e basta. Dove praticamente se nasce un noi, in questo piccolo di noi, di fronte a Sonuragi, e quando questo piccolo non so dove c'è, un meda a Sonuragi, a pezzo di Sonuragi, si increra io che si bittutto saida, no? Meda panoramico. Quando fui a Santo Nicola de Sierro, su 5 dicembre, e fui a su Pogadone, noi su due casti a house, due house di un del nonno, dove fu a Ziminera Anguni, dove fu a 20 anni che non a Piazza Santo Nicola e dove a house nia. E quindi queste signia di festa, con appunto fratelli, zius, eccetera, si passa a house. Non li trovi a Susa Batteri e fu ad impegnato a confrare, fu praticamente su tenere da scraida, se crede Santo Nicola, su preti da tanto, non mi ricordo che era stato un muro, probabilmente fu adesso, e si vedeva di una da scraisi, ma si occupava finché si deve anche un arrangio di un cresia. Poi questa festa guarda scullando Sindi praticamente, quindi si è tornato a Ponte, non va con Pei, da cantatessi, 15 anni fa. Ma non fate gusto, ma si erano un po' pari, se Pogadone fa in meta che si lo fai. E poi quando torni da fare, quando vendi ogni anno, era sempre un obreri. Prima di Santo Nicola, in questo periodo, sul mese di maggio, fianta in chiesa fianta a novena, fianta San Rosario a Meria. E a Picciocchio non si andava a usare a giocare. A Piazza Santo Nicola giocai a Luna Monda, giocai a facciai con Curumbeddo. 101 e 3 mesi, che se nasce su 5, su 13 di febbraio del 25. E ho fatto un bambino pure, non sapere dati, ho fatto 7 figli, dai 7 mi parlavo 22. A tutto il giorno appena si può camminare. Mi sono fiutata nel 73. Fai il sconto, io tenia 49, quando mi sono cogliata devo tenere 16 e io sono 17, di cosa è stato, di cogliare, ma niente è passato.
Gesù è nasciuto in Arrolli nel 1817 e fu ad Ambrosio Mereu che ha fatto per la prima volta. E ha portato a Sassari poi 50 kg di trigo. Tanto su tempo fu ad un pacchetto di moi. Comunque è stata una bella cosa, perché il primo che ha fatto diventa fatto con sull'euro. Però dobbiamo portare sempre questo simbolo, tipo San Rosario, le campane, le rose e tutto in forma di spani che vanno a Saesse, la Goroncina e la Rulliana, che adesso sa vede nuziale. Tanto non esiste solo come te e noi, si venivano a vedere. E mamma ha imparato tramite i vecchias a fare il suo pane bianco e diventa pintao, tanto diventava questo zaffarano e quindi noi che andiamo a bottega, fianta tutto tra vicini, tra parentesi e si arrangiamo. Dopo dentro una grande fortuna, quando si è fatto un Arrolli, io ho iniziato un corso di pani fatto tramite Sersat e il suo sindaco Marco Pisano. E questa cosa fu fatta con l'intento di poter lavorare scemmina, dato che la femmina è sempre in domo, sa crisi esti, tornando a me, e tocca a preparare la gente a lavorare. Io non scia che veniva questa dote. Da piccola mi è sempre braccio, ho sempre aiutato un domo a fare il pane, andare a esci, però di fare questo pane bianco non mi doveva mai posta. Dopo questa 47 persone a Fuauso, si sono poste in gruppi. Dopo venivano 5 lezioni e ognuna di noi è andata a domo e il suo operatore si è andato. Poi ponesi due e piesi e si vanno a fare. Io non mi c'è tornato un altro riga, sai ci è tutto, su Gianavara e ho fatto su pane a sola, poi oggi ho proprio le birrità per fare. Mi sono posta Deo e su pane. Ho cercato di pensare tutto su che ho fatto con i sammaista Zielena Boi, che fa sammaista mia, e sa dia che dopo fatto a me su pane mi arrennescio. Anda accanto a sammaista e denaro, miriti, da pettio su un coccoeddo, non è bello come ti vai a fustare, però ci ho provato. E figlia mia, degli di anau, che tu, anau, pare sta che già dessa seconda lezione tenia sta questo dono, andava sta posto coreano. Questo sfuerzo sono usato tento conto e appunto dopo dello di San Maista, ma mi due poncio. E ci ha provato ogni gita mi via scositella mia, se agora mi via sovani. E poi è capitato che veniva questo operatore dopo 4 giras e mi andava a riabbonare a Fendi. Spodio, va bene che bisetta ha provato. E sta bello, no, sai come senti? E dopo ci ha provato e non scelta come ti andava a vestire. No, sa buona volontà di da te, sì, e ci ha provato, viene saccando, mi sono posta a fare sopra spesso. Dopo questo certo non è una cosa che va in 2 disi. E ci ha proposto bello 5 mesi e più. Bello, ogni dia via 4-5 forme ogni dia, dopo che vado a levitare, dopo un forrao, un pintao. E aí ci ha proseguito, dopo ho fatto 4. Tutto si arranta a gioco, pensando che dentro una grande fortuna davanti a anni si attrappuro. Come mai queste amministrazioni se non si preoccupano di questa cosa, questa terra? Non potete essere tutti studenti, non potete essere tutti maistas, ma in maista dei pani però si può fare, si può insegnare, c'è gente che magari può essere che ha realizzato un'attività, come te attenta a dove vai. Nel 1975 noi siamo entrati a fare parte del gruppo folcloristico che ci fu in Ambida. Abbiamo già fatto, ci fu già cosa di picciocchetti e abbiamo già organizzato un bello gruppo. E io mi sono appassionato a questa cosa, proprio mi piaceva a me sul ballo sardo e ci ha fatto entrare in pari con questo gruppo che ci fu da me in Bida. Sono andato sul Redentore a Nuoro e ho vinto il suo primo premio poi ballo, sono sul ballo dei pastori con il suo gruppo che io sono nominato Nuraja Rubio. Da tanto proprio sono andato su meta eni, proprio a braccio meta questa cosa, io guardavo con i seste verdi, e mazzocca e tutto quanto. Quando mi ricordo ancora questa cosa, questa notte che io guardavo a Nuoro, in Sanfiteatro,
mentre ancora su frius, come si antabiu estius con queste perdi e mazzoccas, si può pesare sul logo, si può pesare voci e applausi, si anta proprio accolto, meno si anta accolto. Poi è capitato, ma anche torna a zerriare, anche una volta, però non ti dentro brugano. E ora ci sono scemina di arrolli, speriamo che possano andare in attesi. Stiamo perdendo meda tradizioni. In attesi, mi ricordo, io ho 71 anni fatto, però io da picciochetto piccolo andai in ogni uomo, perché santi fatto ignoranti, se non uscivo su nulla. E ora già i pastori pure non scienti fai manco questo caso, poi ci portano tutta questa cooperativa e andano in Nia ci portai sul latte, e quindi qualcuno scende a barrao che fa il caso, già i tutti gli altri non ne fanno di più. E io pensando pure che questo non male, questo poi in attesi, in domo, sogniamo, io mi ricordo dei picciocchetti piccoli, devo mamma va all'elevadore a me in vita. E se andai ma in corto, già non ne ho, si può dire che Dio si entrava in ogni uomo in vita, in ruolo. E io dobbiamo che in ogni uomo lui va sul trallaggio, lui va da animaletti ebrei sul latte, e lui va sul brocco, lui va a spudas, lui va a spiocco, e lui va a San Gionetto che poi fatto due piantacole, e poi io mi ricordo pure una grande festa a San Vicinao quando si gogliata su brocco, quando si c'è su brocco, quando si viene tutto su Cinao a pari, l'aggiunante pare, e quindi fa tutta una festa. Ma caso merito di quella paghettotto de brocco, però ne viene dei altri quando ci sono altri sono Vicinao. E noi invece non ci andiamo strallaggio, ci fanno strallaggio, ogni uomo tenia su strallaggio, e quando si è arrivato a fare roba, manta, se io mi ricordo, manta di burra, sta proprio cose, quindi canta tutto si zappa su eccio, si canta a lungo, e tanto poi si canta e fianta tutto manta, sai che la gente poi si muoia da domus e si ripianta con mezza cosa, pianta tappetto, si pianta burra, sai, come te si arriva un noso, il lanzoro di burra. Che bonita. Quindi tutte queste cose mi dispiace che a me causa ci da sperdi, ma a Savini fino a se tutta la gente, a bello io mi ricordo dei picciocchetti e quando c'è da fino a se una sorra sabattieri in vita, c'è da 7-8 sabattieri in vita, poi a dizia è andata a barra uno fette che si di certe cose, poi è tutto piga e foglia, ti compra questa cosa e ci dà per fogliare, compra questa cosa, da vai, ti comporai e fai in modo che non ti possa manco arrangiare, quindi non serve di mancare nulla di tutta questa cosa. Nel caso ci perde tutte queste cose, tra la tradizione pure, e medas ancora è ovvio che ciò che è pure che non c'è nessuno manco cosa fuori dai sardi. Noi abbiamo fatto queste feste, ma a causa di altre cose pure, a pompiare le tradizioni nostre, insomma, sono possibili. Come te hanno, esatto, hanno pure noi, per esempio, fatto questo museo, cercando questa mostra, insomma, cercando di veiessire fuori le cose attaccate nei scadascios dei arrollesos. Si occupava pure appunto di vari tipo cursus di così in giù, poi imparai potrà mandare sui stili nostri, sui stili appunto delle feste. È già 2 anni che dovevo, e ho fatto i gonnas, ne ho fatto una bintina agosto, dei ventagli, e poi questo attungo io so fare questa camisa, e insomma completavo su costume nostro. Però già siamo prima per Santo Nicola, per Santa Caterina, sa tanta è già sempre tutto femmina, e quindi denguni poi nasce appunto le femmine di arrolli, poi gli uomini ormai raro, questo è un costume, giusto per Santa Caterina un pezzo di scarro, o a quadro. Iniziamo con questa preparazione del sugrispeso, che è una cosa tipica di arrolli, che in Aranta che va a San Mamma, ad regalare a sa villa quando si cogliata, come una sorta di bomboniera, di buon auspicio, con tutti i pani appunto rituali che si usano a quest'epoca. Oppure ci va una pure che poi adesso c'è tutte le cose, questo di San Mamma, oppure sa sposa e tutto, chi dovvia può vai bere quanto va brava, soprattutto a sta sroga. E poi dopo partiamo su un corteo con i scrobis in conca, con su asciugario, poi dando su asciugario, cioè su corredo, dunque gli antaici, a meno che non stanno a me la ricco se teniamo a sugarro, e tanto in parte indivoniamo a sugarro. Di chi no, fa con i scrobis. E quindi questo media ho fatto questo lavoro, insomma, poi vorrei questa cosa che viene anticamente, insomma, non perdere tradizioni nostre. In Massaia
de Surione, ma non solo de Surione, de dotta Saida, si uniscono sal dies innanti de sa festa e preparano i spardulas de gasu da offrire e da endere a chi partecipa a questa festa. I spardulas sono de gasu de brevei, in quanto in questo periodo i brevesi hanno appena partorito e giocano latte meda e si preparano i spardulas con su latte, sarancio, isosu e su zafferano. I tati rubo spotonare, sapro locco questo ultimo anno se dende meda di te vaghere. Può fare bene gente meda a conoscere Aurroli, che Aurroli è una ida che merita da tenere meda nuraghese, su più importante su nuraghe a Rubio, su nuraghe de Santo Nicola, che stiamo cercando di valorizzare meda, in quanto è proprio su fulcro, su centro dei Surioni. Proprio intorno in circo a su nuraghi, stiamo cercando di fare questa bella festa. Occannu puru in sagresia antica, a Tobiata su popolato a San Missa. Meda s'alluvaga un po' in primissa, ma saiusu con su iu, frorese e ispica. A benne ighe sannata fatica. Baianosu con affido in mente fissa. Tottusu adoran Nicola su santu. Sighi in San Missa su goro, su cantu. Poco stato più puro e us accabau. Grazie a voi esighiu. Si dovrà usare sa gita chienidi con un atto più nudo e boga bogi. Chi sono teri se lesi sinallai eventus, fattus, acontecius, dignius dessi contausu, scrive sia una lettera a suggiassu bogabogi.tv gmail.com. Poi taseu sui noi, prus che tutto, poi intendi sa bogi de bosatrus.